Si tirano le somme dopo un anno e oltre di pandemia. Stavolta non si parla di numeri legati alla sanità, ma legati al mondo dell'economia. Sono ben 4.700 i posti di lavoro persi nel Vicentino nell'ultimo trimestre, con molte famiglie in ginocchio. Numeri pesanti che secondo Acli Vicenza fotografano situazioni già complesse a seguito dell'aumento del costo della vita, di salari inadeguati e del crescente impatto delle spese quotidiane su un modesto budget. È un momento di riflessione, ma che non può esserci una festa se non c'è il lavoro e che noi abbiamo la necessità di oggi guardare, perché il Covid è stato un acceleratore anche di conflitto sociale rispetto ai temi del lavoro, legati a significative perdite e soprattutto una perdita di fiducia. Sono molte le persone che si sono trovate a cercare lavoro, sono molte le persone che dovrebbero essere iscritte nelle liste dei centri per l'impiego, ma non ci sono perché sono prive di fiducia e quindi sono gli inattivi. Le previsioni sono fortemente con il segno meno, anche se la voglia di ripresa non manca. L'Istat stima per il secondo trimestre dell'anno una caduta di entità eccezionale per il PIL nazionale che segue il già ampio calo del primo trimestre, in virtù del peso del settore turistico sull'economia regionale e di una maggiore apertura internazionale del manufattiero veneto. Ma i numeri sono anche questi. Disoccupati nella provincia di Vicenza nell'anno 2018 5.415, nel 2019 salgono a 7.740, mentre nel 2020 sono saliti ulteriormente raggiungendo quota 10.655. Il triste primato riguarda la provincia di Belluno con ben 71.205 disoccupati lo scorso anno. Anche le assunzioni in apprendistato sono calate. 121.720 erano quelle effettuate nel 2018, passate a 107.145 l'anno seguente, scese a 87.560 nel 2020.